Innamorarsi, e non è detto sia solo tra persone. Esistono luoghi nei quali non puoi fare a meno di tornare perché ogni volta c'è sempre qualcosa da scoprire. Posti e strade da tenere ben stretti, legati all'anima di viaggiatore che naviga su rotte sicure, ma a volte si lascia tentare dalle impercettibili, meravigliose, piccolissime sfumature che questo paesaggio sa regalare. Paese che affascina soprattutto se si gira in punta di pedali, anche se oggi di tempo per divertirsi ce n'è davvero poco. Spazio alla sfida e vinca il migliore. Buonasera da Marcialla per l'edizione numero 59 del Trofeo Matteotti, a un passo dalle nozze di Diamante. Preparatevi ad un viaggio lungo 150 km che per più di una ragione fa emozionare. Partono da qui in 162, rappresentano 24 formazioni, il meglio del ciclismo italiano di categoria Elite e Under 23. Tutte le formazioni toscane. In rappresentanza della Lombardia c'è la Palazzago, c'è il Team Edea 2010 e ci sono anche la Gavardo e la Colpac. Per le Marche la Vega Fabbricati Montappone, per il Veneto la Trevigiani e la Zalfero Mobil Fior. Sono queste le formazioni che sono schierate al Trofeo Matteotti edizione 2012. Un percorso questo difficilissimo da affrontare che raramente lascia possibilità di riprendere fiato. Marcialla, si sa, è una terra in salita, popolata di gente generosa e onesta, che ha però una piccola e giusta pretesa: assegna un trofeo così prestigioso solo e soltanto a chi ha pieno merito. 150 km, quelli di cui vi parlavo poco fa, che partono qui da Marcialla, un primo tratto di circa una ventina prima del primo passaggio dal paese che non presenta nessuna difficoltà, ma le difficoltà arrivano nella seconda parte del percorso. Tanta salita da affrontare, a cominciare dal colle di Montagnana, poi ci sono le salite di Sciano che porta fino al bivio di San Donnino, dove è pronto un traguardo volante nella località di Semifonte, ma prima di mettersi in viaggio c'è spazio per la riflessione o semplicemente un pensiero. Magari qualcuno potrà indirizzare una preghiera a Melissa Bassi, la giovanissima studentessa barbaramente uccisa in un attentato tanto crudele quanto vigliacco fatto alla scuola Francesca Laura Morvillo Falcone di Brindisi. La corsa rende omaggio a questa ragazza prima di continuare in questo racconto. Vi dicevo, tanta salita da affrontare. Dopo Semifonte si tornerà di nuovo a passare da Marcialla, poi dalla corsa a prendere direzione di Poggi Bonsi, ancora un tratto in salita, quello dei Cipressini, che di nuovo porta la gara nella località di Tavernelle Val di Pesa, e infine l'ultimo tratto, quello che attraversa la località di Bivio Canaglia, San Donato in Poggio ed infine l'arrivo a Marcialla. 3 premi vengono assegnati prima di partire, vanno rispettivamente al campione italiano della categoria Elite Matteo Busato del Team Idea 2010, ad Enrico Barbin per la Trevigiani ed infine a Francesco Manuel Bongiorno. Sono 2 azzurri che sono schierati alle nastro di partenza del Trofeo Matteotti edizione numero 59. A dare il via 3 personalità: Carlo Alberto Calamandrei, presidente dell'AIX, con lui c'è Eugenio Giani, presidente provinciale del CONI, e l'assessore allo sport del comune di Barberino Valdelsa, Patrizia Sollazzi. Tutto è pronto per iniziare questo racconto, per accompagnarvi in questa edizione del Trofeo Matteotti da Marcialla. Vi dicevo, sono 162 i concorrenti che partono. La signora Sollazzi, assessore, vi ripeto, allo sport del comune Barberino Valdelsa, ha abbassato adesso la bandierina. Un primo tratto che vi ho parlato poco fa non presenta nessuna difficoltà. Intanto ne approfitto anche per ringraziare l'elicottero con il pilota Maurizio Scarpelli, l'operatore con la telecamera è Massimo Giani, la nostra moto che vi regalerà le immagini è guidata da Giuliano Pellegrini, l'operatore è Alessio Luchi. I concorrenti al Trofeo Matteotti lasciano allora Marcialla in questi primi 22 km che toccano la località di Tavernelle Val di Pesa, San Donato in Poggio, un altro passaggio da Tavernelle Val di Pesa ed infine il passaggio al chilometro 22 da Marcialla. Ce ne saranno altri 3 prima di arrivare sul traguardo finale. Spettacolo, meraviglie che questo paesaggio della Toscana regala metro dopo metro, meglio dire, parlando di corsa, chilometro dopo chilometro. Subito dopo la partenza da Marcialla ci sono dei tentativi da lungo, qualcuno cerca già di portare via la prima fuga di giornata. L'elicottero segue fedelmente il gruppo dei corridori che sta lasciando questa incantevole località che è uno spartiacque, chiamiamolo pure così, tra la Valdelsa e la Val di Pesa.
Nato Marcialla sulle rovine del castello di Pogni, che questo castello divenne feudo del conte Alberto degli Alberti, signore di Certaldo e di Semifonte, ragione per la quale si inimicò la Repubblica Fiorentina, che vedeva di malocchio l'arroganza del nobile e dei suoi vassalli che spadroneggiavano dalla Val d'Elsa alla Val di Pesa. Il gruppo intanto sta lasciando Marcialla, c'è questo tratto in discesa, subito dopo ne appare il primo tratto in salita e qui arriviamo con le immagini al chilometro 11. Il gruppo praticamente è compatto, non è accaduto praticamente niente. Davanti c'è Falco con il dorsale numero 83, rappresenta il team Idea 2010, è quello del campione italiano Matteo Busato. Cominciano anche i tentativi dal lungo. Barabesi è il primo con il dorsale 45 che prende un po' di vantaggio. La corsa è in località San Donato in Poggio, sempre le immagini della telecamera di Alessio Luchi. Questo è l'attraversamento proprio dall'abitato di San Donato in Poggio. Rappresenta il team Opla Vega Track Italia Valdarno. Sta lasciando proprio questa località, coincide con il chilometro di corsa numero 11. Cerca collaborazione il corridore guidato da Riccardo Forconi, adesso sta lasciando proprio il paese di San Donato in Poggio, il primo tratto in discesa, la svolta sulla sinistra, si torna sulla strada principale, quella che passa davanti alla conosciuta abbazia di Pietracupa. Sempre Barabesi al comando, eccola là sullo sfondo, quando su di lui cercano di riportarsi due atleti. Sono precisamente con il dorsale numero 104 Kikolienko, rappresenta il team Cerone Rodman, e con il 105 per la Brunero Capillo. Cercano i due inseguitori di riportarsi subito sulle ruote di Barabesi. Il distacco che li separa è di circa indicato fra i 5 e 7 secondi. Fra il battistrada, lo vedete nelle immagini poco più avanti, i due inseguitori. Il gruppo però li tiene sotto controllo fin da questi primi chilometri di gara. Vi dicevo, il primo passaggio da Marcialla avviene al chilometro 22. Il gruppo, come vedete, non lascia grandi spazi a questo tentativo, primo tentativo di fuga, ma la strada per tornare sul traguardo e poter aggiudicarsi questo trofeo Matteotti edizione numero 59 è ancora lunga. I chilometri da percorrere, ve l'ho detto poco fa, sono ben 150. Ancora le immagini che ci regala il passaggio con l'elicottero guidato da Maurizio Scarpelli. Intanto ne approfitto per ringraziare l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino di Barberino Valdelsa, Tavernelle Val di Pesa, così come l'Olearia Valpesana Diffusi di Monteriggioni, sono tra gli sponsor principali di questa manifestazione. Una panoramica sulla terra di Tavernelle, di Marcialla, per tornare sul traguardo del trofeo Matteotti. Eccoci qua, siamo esattamente sulla rampa, sarà forse un punto cardine di questa corsa quando la corsa transiterà qui. Mancheranno gli ultimi 400 metri sui quali ben più di una volta il trofeo Matteotti è stato assegnato con qualche azione importante. Staremo a vedere se anche quest'anno sarà così. L'albo d'oro del trofeo Matteotti è un albo veramente di prestigio, un trofeo Matteotti che nacque subito dopo la seconda guerra mondiale, siamo tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50, e pensate che nella prima parte della sua storia non fu una corsa che aveva una sede stabile. Il trofeo Matteotti si è corso infatti a Firenze, a Montespertoli, a Santa Croce sull'Arno, a Borgo San Lorenzo, a Greve e a Lari. Dal 1986 si corre costantemente qui a Marcialla. Il gruppo, intanto è successo qualcosa in corsa, il gruppo dei battistrada transita per la prima volta sul traguardo, sono una decina gli uomini al comando della corsa. Fra loro ci sono Berlato per la Zalf, Stocco per la Trevigiani, Sterbini per la Palazzago, Manarelli per la Zalf, Polianski per la Sestese. Il gruppo, eccolo qua, segue con 12 secondi di ritardo. Il passaggio da Marcialla, ancora un tratto di percorso vallonato per arrivare fino alla località di Fiano. L'andatura comincia già a essere sostenuta in questa prima parte di corsa, già la media dopo poco più di 20 km supera già i 40 km orari, segno che le squadre stanno già organizzandosi per fare quanta più selezione possibile per poter ridurre al minimo i pretendenti alla conquista di questo ambito trofeo.
Si lascia Marcialla ancora una volta, si scende fino a Baccaiano e da lì il primo tratto in salita, un altro tratto in salita, quello che va verso la salita di Montagnana. Alla sinistra dei concorrenti si sorge il castello di Montegufoni. Pensate, a una storia lunghissima questo castello. Nel 1909 Sir George Sitwell, un eccentrico inglese, si innamorò della splendida struttura di Montegufoni e decise di comperarlo a nome di suo figlio. Il castello fu decorato nel 1922 da Gino Severini, che realizzò una serie di affreschi. Intanto il gruppo che sta salendo sulla salita di Montagnana non è una salita particolarmente difficile, infatti il gruppo di testa ha soltanto un margine di vantaggio calcolabile in una decina di secondi. Il gruppo sta continuando ad inseguire, però tiene sempre sotto controllo la fuga dei battistrada. Sono circa una decina di uomini al comando. In testa al gruppo c'è Sterbini per la Palazzago, lo segue Zullo per la Mastro Marco. Lo vedete, ancora le ostilità non si sono completamente aperte, segno che le squadre stanno cercando di trovare la tattica migliore per poter selezionare il grosso del plotone. Si continua a salire verso la località di Montagnana. Intanto con le immagini torniamo al chilometro 55. La località è Tavarnelle, prova ad allungare per la Brunero Capillo, qualche metro di vantaggio. Il gruppo, ce lo segnala Radio Informazioni, è allungato alle spalle del battistrada. Eccolo qua, Capillo continua nel forcing per cercare di portare via un'altra fuga. È tutto un percorso che va su e giù, ve l'ho detto poco fa, non lascia grossi spazi di respiro. Su un tratto in salita ne succede subito un altro, i tratti in pianura sono veramente esigui. Ne approfitto mentre la corsa sta raggiungendo ancora una volta la località di Tavarnelle per ringraziare altri partner. In tempi come questo tante sono le aziende che hanno contribuito a far sì che anche questa edizione numero 59 del Matteotti potesse essere un'edizione di prestigio, e allora è giusto ringraziare i serramenti in legno dei fratelli Canocchi di Fiano, la banca di credito cooperativo di Cambiano, l'ingrosso carni bovine e suine di Rigacci, Masini Strade di Barberino Valdelsa, il gruppo Tosco Marmi di Barberino Valdelsa. Intanto il gruppo continua ad essere allungato sulla salita che da Tavarnelle porterà ancora la corsa per il secondo passaggio da Marcialla. Continuo ad elencare i partner di questa manifestazione: l'Ecos di Barberino Valdelsa, la Bianca del Chianti di San Casciano Val di Pesa. Ci sono sempre le maglie della Palazzago in testa al gruppo quando la corsa è arrivata al chilometro 71. La località è Certaldo, il trofeo Matteotti prende la strada che da Asciano sale fino a San Donnino, coincide con un traguardo volante proprio in prossimità della cupola di Semifonte, un tratto in salita non particolarmente difficile che però prevede la grossa asperità in cima a questo tratto di ascesa. Quando mancano circa un chilometro al traguardo volante, gli atleti troveranno una serie di tornanti e lì la strada si impenna. È lì il tratto dove qualcuno tra questi protagonisti potrà giocare le carte forse vincenti per sferrare un attacco decisivo. Con l'atleta che ha il dorsale numero 11, Mantas Blakevicius della Gragnano Sporting Club, cominciamo a salire. Questi chilometri sono poco più di 10 che ci porteranno fino alla cupola di Semifonte. È conosciuta questa cupola di Semifonte, detta anche cupola di San Donnino, voluta nel 1597, la vedrete tra un attimo nelle immagini di Alessio Luchi. Intanto con l'atleta del Trevigiani con il dorsale numero 69, si tratta di Dall'Oste che cerca di andare subito sulle ruote, eccola qua, del battistrada. Arriviamo intanto a Semifonte. La cupola di San Donnino fu voluta nel 1597 da Giovan Battista Capponi in base alla deroga concessa da Ferdinando dei Medici dopo 4 secoli di divieto di costruire sul colle di Semifonte. La città fu distrutta nel 1202 ad opera dei fiorentini. Una tradizione vuole che questa cupola da molti anni gli innamorati si danno appuntamento davanti alla cappella per giurarsi eterno amore, e oggi a rafforzare questa abitudine diffusa si stanno moltiplicando le richieste di concessione in questa suggestiva cornice per la celebrazione di matrimoni. Torniamo a salire
La corsa ha appena lasciato il bivio di Petrognano, si sale ancora verso Barberino Valdelsa, in tratto in salita provano ad allungare in 5. Si tratta di Marchetti per il team Cerone, di Zardini per la Colpac, di Dall'Oste per la Trevigiani, di Aldeghieri per la Trevigiani e Penasa per la Zalf. Sono 5 battistrada. Ci segnalano che un gruppetto a pochi secondi, circa una decina, sta per entrare su questi uomini in testa. Un gruppetto che è formato dagli atleti. Miletta ha il dorsale numero 9 e corre per la Gragnano Sporting Club. Intanto la telecamera di Alessio Lucchi sta sempre seguendo i 5 battistrada che vado a ricordarvi: Marchetti per il team Cerone, Zardini per la Colpac, Dall'Oste per la Trevigiani, Aldeghieri sempre per la Trevigiani e Penasa per la Zalf. Su di loro si stanno per riportare un gruppetto degli inseguitori, infatti sono continuamente a voltarsi, segno che gli inseguitori stanno per rientrare da un momento all'altro sugli uomini al comando. La corsa sta lasciando la strada che da Petrognano porta verso Barberino Valdelsa. Eccoli qua gli inseguitori di cui abbiamo sentito notizia poco fa da Radio Informazione. Ci sono Miletta per la Gragnano, Gorodnicev per la Opla, Orrico per la Colpac, Pacchiardo per la Brunero, Chirico per la Trevigiani ed infine Polianski, il numero di gara, il suo dorsale 186 per la Sestese. Lo vedete, pochissimi secondi separano i due gruppi, a breve se ne formerà uno formato da una quindicina di unità. La corsa, vi dicevo, sta lasciando la strada che da qui, da Petrognano, porta verso Barberino Valdelsa e si sta abbattendo sulla testa della corsa un temporale. La pioggia molto probabilmente, se non cesserà da un momento all'altro, sarà sicuramente un aggravante nell'esito finale di questa gara. Pioggia che ormai ci ha abituato in questo mese di maggio, sembra sempre più di essere in piena stagione invernale piuttosto che in una primavera inoltrata. Nel frattempo gli inseguitori stanno tornando sugli uomini in testa alla corsa, quando la testa della corsa ormai è sul tratto di strada che porta verso la località di Barberino Valdelsa. A un certo punto, alla fine di questo piccolo tratto in discesa, troveranno la svolta sulla sinistra e la strada tornerà nuovamente a salire. Il chilometro di corsa è l'85esimo da Barberino, poi la strada torna verso Marcialla e infatti siamo qua ai 200 metri al passaggio da Marcialla, coincide con il chilometro 92 di corsa. Sono una quindicina di uomini al comando, ve li vado a ricordare: Marchetti per il team Cerone, Zardini per la Colpac, Dall'Oste per la Trevigiani, Aldeghieri per la Trevigiani, Penasa per la Zalf. Si sono aggiunti a questi battistrada nel corso del tentativo di ricongiungimento che si è operato prima di Barberino Valdelsa: Miletta per la Gragnano, Gorodnicev per l'Opla, Orrico per la Colpac, Pacchiardo per la Brunero, Chirico per la Trevigiani, Polianski per la Sestese. Con le immagini spostiamo a Certaldo, il chilometro di corsa è il 104. Già un tratto in discesa, la pioggia insistente non risparmia i corridori, prova ad allungare con la maglia che ha il dorsale numero 48 Gorodnicev. Ve lo ricordo, questo atleta russo è già stato protagonista più di una volta in questa stagione, ha già vinto a Città di Castello, ha vinto anche una corsa extra regionale, prende qualche metro, qualche decina di metri, meglio dire così, di vantaggio sul gruppo degli inseguitori. Sono in 17 che provano a rientrare sulle ruote di Gorodnicev. Eccoli qua. Questi atleti facevano parte appunto di un gruppetto precedentemente di 18 atleti. Gorodnicev ha allungato la strada da Certaldo, porta verso Poggi Bonsi. Il gruppo degli inseguitori comincia ad allungarsi, la fatica comincia a impossessarsi delle gambe degli atleti, ma c'è ancora tanta strada da fare, poco meno di 50 km che portano al traguardo. Ricordo, il tratto è quello che da Certaldo porta verso Poggi Bonsi, ancora un tratto in salita da affrontare che da Poggi Bonsi porterà la corsa ancora una volta sulla salita detta del Cipressino. I 17 atleti provano ad accodarsi al battistrada. Gorodnicev per il team Opla Vega Track Italia Valdarno,
maglie che rappresentano un po' tutte le formazioni. Vi dicevo, sono partiti in 162 da Marcialla per rappresentare le 24 squadre che si stanno affrontando in questa edizione numero 59 del Trofeo Matteotti. Nel frattempo ne approfitto per presentarvi la giuria, non l'ho ancora fatto fino a questo momento, presieduta da Davide Bardelli. Con lui ci sono Vincenza Bianchi, Alessandro Bertazzoli, Roberto Villani e Maurizio Bertani, che è il giudice in moto. Roberto Villani invece è il giudice d'arrivo. Il gruppo segue con una trentina di secondi di ritardo dagli uomini in testa alla corsa. La maglia, la vedete, quella contraddistinta dal numero 173 è quella di Bernardinetti per la Petroli Firenze Cycling Team, e anche le maglie della Zalf. Comincia a muoversi una delle formazioni attese sul traguardo di questa importante manifestazione che tutti gli anni alla fine di maggio si disputa in Toscana, le maglie della Zalf, che più di una volta questa formazione veneta è stata protagonista sul traguardo del Trofeo Matteotti. Tutti in fila sul tratto di strada. Vi ricordo, prima di affrontare quello in salita, che da Poggi Bonsi riporterà la corsa a Barberino Val d'Elsa. Intanto torniamo sulla testa della corsa, sono in 18. Nel frattempo vi segnalo anche una caduta nel gruppo, una caduta che ha spaccato gli inseguitori in due tronconi. La Zalf si sta incaricando dell'inseguimento a questi 18 battistrada. La testa della corsa sta per iniziare, il tratto in salita, ve l'ho ricordato più di una volta, coincide con il chilometro 119 di corsa. Si parte da Poggi Bonsi per raggiungere la località di Barberino Val d'Elsa. La salita, ancora una volta vi dico, è quella del Cipressino. È una salita che va su un po' a scalinata, nel senso che ci sono tratti più impervi e tratti che lasciano ogni tanto la possibilità di respirare. Il gruppo, questa è la testa della corsa, il gruppo degli inseguitori sta avvicinandosi sempre più ai battistrada sotto la spinta degli uomini della Zalf. Come vi ho segnalato poco fa, praticamente tutta la squadra è a disposizione di Nicola Bohem, che è anche l'uomo di punta della formazione, che è stata schierata qui al Trofeo Matteotti edizione numero 59. Li stanno vedendo, li stanno quasi per raggiungere, quando praticamente il primo troncone del gruppo sta per entrare sul tratto in salita. Si formerà a questo punto un gruppo di circa 30-35 unità. Questo è il primo tratto in salita, da qui ci sono circa 10 km da affrontare per arrivare al prossimo Gran Premio della Montagna, punto in cui viene assegnato dall'organizzazione un premio speciale. Torno allora nel frattempo, mentre la prima parte del gruppo viene raggiunta da questa seconda parte sotto la spinta di una delle squadre protagonista in tutta la stagione del ciclismo italiano. Da ringraziare ancora una volta l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino di Barberino Val d'Elsa, Tavernelle Val di Pesa, l'Olearia Valpesana di Fusi a Monteriggioni, ed inoltre Serramenti in Legno dei Fratelli Canocchi a Fiano di Certaldo, la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, l'Ingrosso di Carni Bovine e Suine di Rigacci, la Masini Strade di Barberino Val d'Elsa, il gruppo Tosco Marmi di Barberino Val d'Elsa, l'Ecos di Barberino Val d'Elsa, la Bianca del Chianti di San Casciano Val di Pesa. Ricongiungimento effettuato, 33 uomini al comando ad affrontare il tratto in salita. Ve l'ho detto, un tratto in salita che misura poco meno di 10 km. Quando arriveranno più o meno alla metà della salita, gli atleti qui al comando della corsa incontreranno una località, si chiama la Sosta del Papa, che è una piccola frazione del comune di Barberino Val d'Elsa, nota anche come la Pisciata del Papa, che prende nome da un curioso fatto che vide protagonista Pio VII il 2 giugno del 1813. Intanto mancano 30 km al traguardo, sempre in 30 atleti al comando, più o meno sono una trentina gli uomini che stanno giocando la possibile vittoria sul Trofeo Matteotti. Il pontefice, in viaggio verso Roma di ritorno dalla Francia, era stato deportato per ordine di Napoleone Bonaparte, fu colto da un'improvvisa necessità fisiologica. A questa storia è stata posta una targa affissa sulla parete della casa dove il pontefice si fermò. Sempre la Zalf a guidare il gruppo dei battistrada, quando la strada si sta avvicinando sempre più, chilometro dopo chilometro,
verso Barberino Val d'Elsa. Vi ricordo, qui viene assegnato un traguardo volante e un premio in denaro che l'organizzazione ha messo a disposizione degli atleti in corsa. Con il numero 6 c'è Berlato che sta facendo l'andatura sul gruppo degli uomini in testa alla corsa. Sempre il problema della pioggia ha causato, vi dicevo poco fa, in località Poggi Bonsi, una caduta che ha messo fuori gara buona parte dei papabili vincitori di questo trofeo Matteotti. Adesso il gruppo, sotto la spinta degli uomini della Zalf, come vedete si sta un po' sfaldando e sono tutti in fila indiana, segno che l'andatura è veramente sostenuta. Sempre la Zalf al comando di questo gruppo di testa. Intanto ci stiamo avvicinando a Barberino Val d'Elsa, eccolo qua il cartello che indica l'ingresso in paese, il chilometro è il 128, ormai ci siamo, circa un chilometro ancora da percorrere prima di scollinare e passare nella parte finale della corsa. Da Barberino Val d'Elsa, pensate, c'è un nuovo passaggio a Tavarnelle, il tratto in discesa che porterà verso Ponte Nuovo, e con la pioggia che si sta facendo sempre più insistente sui corridori, sugli atleti in gara, non sarà facile poterlo percorrere questo tratto di discesa. Vi dicevo, arriverà fino a Ponte Nuovo, poi il passaggio da Sambuca Val di Pesa e da qui l'ultimo tratto in salita, un tratto di circa 5 km che coincide con il passaggio dal Bivio Canaglia. Siamo allora arrivati a Barberino Val d'Elsa, allunga Gorodnicev per l'Opla Vega Track Italia Valdarno, che va alla conquista del Gran Premio della montagna, il premio che è stato messo dall'organizzazione in palio per questa edizione del trofeo Matteotti. Il gruppo, come vedete, comincia un po' a perdere pedine importanti, segno che la fatica si sta un po' impossessando nelle gambe degli atleti. Intanto andiamo a vedere chi è rimasto nelle retrovie della corsa. Alessandro Mazzi per la Petroli Firenze Cycling Team, già protagonista in più di un'occasione quest'anno, 4 le vittorie conquistate fino a questo momento, sta cercando con tutte le forze rimaste di ricucire lo strappo che lo separa dai battistrada. Sarà un'impresa veramente ardua, perché il distacco che separa questo gruppo dai primi battistrada supera ormai il minuto, 1 minuto e 15 ci hanno appena segnalato, che divide questo gruppetto degli inseguitori dagli uomini in testa alla corsa. La corsa ormai si sta avvicinando al tratto di Tavarnelle Val di Pesa, tratto ormai superato. Torniamo a salire, questa volta per l'ultima ascesa della giornata, quella che porterà i pretendenti al trofeo Matteotti, alla conquista del trofeo Matteotti fin su a Bivio Canaglia. È posto un altro traguardo volante, in 3 provano ad allungare. Per la Zalf ci sono Manarelli e Leonardi, invece l'atleta al comando con il numero 186 di corsa è Pavel Polianski per la Sestese, in 3 al comando con qualche centinaio di metri di vantaggio su questi inseguitori, a partire dal 162 per la Colpac, che è Davide Orrico. Allora, un primo gruppetto di 3 battistrade, il resto del gruppo sono una 25 atleti più o meno segnalati nelle retrovie che stanno cercando di riportarsi sui battistrada. Questa è la situazione quando la corsa arriverà in cima al Bivio Canaglia. Siamo al chilometro 141, ne mancheranno meno di 10 al traguardo. La salita sta per finire, sempre le maglie della Zalf con quelle della Trevigiani nelle posizioni di testa. Ci sono sempre 3 uomini al comando, ve li ricordo ancora una volta: Manarelli e Leonardi per la Zalf, con loro c'è Polianski per la Sestese. Il gruppo che contava più o meno 20 corridori, adesso saranno una quindicina, qualcuno deve aver ceduto sul tratto in salita. Penasa per la Zalf cerca di rientrare sui 3 uomini al comando. Ci sono ancora in testa Polianski per quanto riguarda la Sestese, con lui c'è Leonardi per la Zalf, ancora 2 atleti al comando della corsa, ma il gruppo li sta braccando. E allora sul tratto in salita, molto probabilmente prima del passaggio dal Bivio Canaglia, vi ricordo c'è un traguardo volante che viene assegnato proprio in prossimità del passaggio di quest'ultimo tratto in salita. Anche questo tentativo di fuga dei 2 battistrada verrà neutralizzato.
Siamo sempre con i due battistrada. Tra un po' la telecamera girerà per vedere quello che succede nel gruppo degli inseguitori. Staremo a vedere quando il gruppo riuscirà a rientrare. Ecco, praticamente qui il gruppo degli inseguitori non lascia grande spazio, non lascia grandi margini neppure a questa fuga. Con il numero 4 c'è Penasa per la Zalf, con lui con il numero 108 c'è Pacchinardo per la Brunero. Un allungo ancora per Penasa, pochissimi metri riesce a prendere di vantaggio rispetto al plotone questo corridore che rappresenta, vi ricordo ancora una volta, una delle formazioni più quotate, che più volte si è dimostrata una formazione vincente sul traguardo del trofeo Matteotti e cerca di conquistare anche questa edizione, un'edizione importante che segna l'avvicinamento a quella dei 60 anni, che coinciderà con il 2013, un anno importante anche per la nostra regione, perché proprio nel 2013 in Toscana si correrà, come ben sapete, il campionato del mondo di ciclismo. Attenzione, perché su Penasa si sta riportando il numero 114, si tratta di Serafino, è un atleta che rappresenta la Vega Prefabbricati di Montappone, un atleta che, se ricordate, vinse l'edizione del 2010 del Città di Empoli. Questa è la situazione di Serafino in testa alla corsa. Come vedete, la selezione c'è stata, e come se c'è stata sotto il forcing operato dagli atleti della Zalf. Ci sono più gruppetti sul tratto in salita. Ormai la testa della corsa si sta avvicinando al Gran Premio della Montagna, ultimo, vi ricordo, di giornata, ed è posto al chilometro 141 di corsa. In due al comando, con il 4 per la Zalf c'è Pierpaolo Penasa, con il 114 per la Vega Prefabbricati di Montappone Matteo Di Serafino. Questi sono gli inseguitori. C'è il 167 che è Zardini per la Team Colpac, con lui Bohem, poi c'è anche il campione italiano della categoria degli elite Matteo Busato, e questo inconfondibile con la maglia tricolore. Con il numero 3 c'è Cecchinelle, anche lui tra i possibili papabili vincitori di questa edizione del trofeo Matteotti. Dato ripresi i due battistrada, ancora la testa del gruppo composta da una quindicina di unità, quando ormai siamo entrati negli ultimi 10 km di corsa. Attenzione, perché nel gruppetto di testa ormai siamo al passaggio qui su Bivio Canaglia, siamo alla fine del tratto in salita. Ci sono Penasa, Zardini, Chirico, Sbaragli, Miletta, Polianski, Pacchiardo, Leonardi, Bohem, Conti, Dall'Oste, Draperi, Busato, Barbin e Cecchinelle. Questo è il gruppo dei battistrada. Come vedete, il tratto in salita selezione l'ha già fatta, e attenzione, perché c'è un allungo proprio in prossimità dei 5 km al traguardo. Ancora una volta l'allungo di Di Serafino. Attenzione, perché potrebbe essere la mossa vincente. Di Serafino prova, corre per la Vega Prefabbricati di Montappone a circa 30 metri, forse qualcosa in meno di vantaggio sul gruppetto degli inseguitori. Sono circa rimasti in 14, se nessuno ha ceduto nel tratto che portava da Bivio Canaglia fin qui a Tavernelle Val di Pesa. Ormai c'è ancora un tratto in salita e poi un percorso vallonato. Ne mancano circa 5 di chilometri al traguardo, il tratto è in salita. Ci sta avvicinando a Tavernelle Val di Pesa, niente da fare sembra per Di Serafino. Ormai anche il gruppo degli inseguitori lo sta per raggiungere. Il battistrada è arrivato alle porte di Tavernelle Val di Pesa, mancheranno 5 km al traguardo. Si arrende qui proprio quando ormai respirava aria di successo. Di Serafino cede sul tratto in salita. C'è ancora un tentativo di allungo. Guardiamo se la telecamera di Alessio Luchi riesce a mostrarci chi è questo atleta che attacca. Chirico, attenzione Chirico, l'attacco di Luca Chirico con il 70. Luca Chirico, il dorsale è il 70 per la Trevigiani Dinamo Bottoli. Luca Chirico al comando della corsa. Il gruppo
che cerca in ogni modo di rientrare sull'atleta, un giovanissimo, non ancora compiuto 20 anni. La testa della corsa ormai sta avvicinandosi a Marcial. Luca Chirico mantiene inalterato il vantaggio. Sono 13 secondi quelli che il gruppo deve recuperare per tornare sulle ruote del battistrada. 13 secondi possono essere pochi, possono essere determinanti. Tutto sta nel cercare le forze necessarie per raggiungere questo giovanissimo ragazzo. Vi dicevo, non ha ancora compiuto 20 anni, ormai sul tratto in salita. Non servono più né tattiche né tatticismi, ormai è tutto da cercare in fondo al barile, cercare quella forza che rimane per poter conquistare un trofeo così ambito. Poco più di 2 chilometri adesso per arrivare al traguardo del trofeo Matteotti numero 59, sempre il corridore della Trevigiani che cerca di lasciare il gruppo degli inseguitori. Luca Chirico al comando, sempre quando il chilometri ormai si sta avvicinando l'ultimo chilometro di corsa, e un tratto eccolo qua, l'elicottero ce l'ha appena mostrato. Il tratto è un falsopiano, lungo falsopiano, poi ci sarà un tratto in discesa e questa rampa di 400 metri. Vi dicevo, 400 metri possono essere sufficienti. La Zalfe a questo punto crede che Luca Chirico è un avversario avvicinabile e raggiungibile, allora gli uomini della Zalfe a tutta per cercare di rientrare sul battistrada. Penasa con il 4 allunga il passo, gli dà il cambio un compagno di squadra, sono in 2 che si stanno avvicinando al traguardo. 3 adesso gli uomini della Zalf Desiré Fior. C'è anche una maglia della Trevigiani nelle posizioni di testa, non riesco a distinguere i dorsali. Luca Chirico ormai ha passato l'ultimo chilometro, ci sono soltanto circa 30 metri che lo separano dagli inseguitori. Luca Chirico insiste, ormai è quasi fatta per lui, se non cede riesce a passare questo tratto. 400 metri in salita, attenzione, attenzione perché la cosa comincia a diventare complicata. Meno 300, forse 350 metri, eccoli qua, 350 metri, niente da fare, è sempre la Zalf che è riuscita a rientrare sul battistrada. Parte la volata, Matteo Busato per il Team Idea 2010, il campione italiano. Attenzione perché c'è Nicola Boem, Zalf Desiré Fior ha passato tutti e firma con un grande trionfo questo trofeo Matteotti edizione 59. Secondo classificato è Matteo Busato per il Team Idea 2010. Terzo Enrico Barbin per la Trevigiani Dinamo Bottoli. Al quarto posto è Cristian Sbaragli per la Opla. Al quinto Daniele Dall'Oste per la Trevigiani. Al sesto Gianluca Leonardi per la Zalf. Settimo è Luigi Miletta per la Gragnano. Ottavo Matteo Draperi per la Brunero. Luca Chirico si piazza al nono posto, sfortunatissimo questo giovanissimo ragazzo che corre per la Trevigiani, ripreso nell'ultima tratto in salita di questa rampa micidiale che porta sul traguardo del trofeo Matteotti. Ed infine al 10° posto Edoardo Zardini per la Colpac. Una media davvero notevole quella che i corridori hanno realizzato qui sul traguardo di Marcialla, media che tocca i 41 km orari. Il podio quest'anno del trofeo Matteotti è davvero un podio eccezionale. Pensate che Nicola Boem si è già imposto quest'anno alla Coppa Fiera di Mercatale, secondo posto alla San Geo. Per quanto riguarda Matteo Busato, è un campione italiano e già la maglia tricolore dice tutto. Enrico Barbina ha vinto la Piccola Sanremo, una tappa al Terre di Toscana e il Gran Premio di Liberazione, tra le altre vittorie di questo atleta che corre per la Trevigiani. Ci portiamo allora sul podio della premiazione per ascoltare questa giornata in corsa vissuta dai protagonisti. Nicola Boem, eri atteso su questo traguardo del trofeo Matteotti, confermato un successo meritatissimo, un successo difficile data anche la pioggia. Sì, la pioggia ha fatto il suo dovere, però oggi è stata una cosa veramente dura. Un ringraziamento a tutta la squadra perché oggi ha fatto un grandissimo lavoro e io ho dovuto finalizzare solo con la volata e soprattutto a loro questa vittoria. Una conferma per la Zalf che qui è abituata a vincere. Sì, diciamo che io ci tenevo molto a fare bene questa corsa, visto che l'arrivo era per le mie caratteristiche e oggi diciamo che non ho deluso. Matteo Busato, c'è sempre un posto di successo per un campione italiano qui a Marcialla, un trofeo importante del Matteotti, una conferma che anche questa maglia vuol vincere.
Io ci tenevo a far bene in questa corsa, l'avevo già fatta l'anno scorso, il percorso era dato le mie caratteristiche e poi l'importanza di questa corsa diciamo che è abbastanza internazionale, quindi ci tenevo a far bene. Purtroppo ho trovato un Bohem quasi imbattibile oggi, avevo una grande squadra con lui. Io ci ho provato in tutti i modi, però le gambe sono arrivate fin là, per oggi un secondo posto va bene. Quanto ha inciso la pioggia? Ha inciso abbastanza perché con la pioggia molti corridori tirano i freni e hanno le gambe che tirano un po' indietro. Io con la pioggia mi trovo bene e sono riuscito a rimanere davanti. Per fortuna siamo arrivati in pochi perché c'erano molte curve all'arrivo e quindi è andata bene, dai. Enrico Barbin era uno degli attesi su questo traguardo del Trofeo Matteotti, una conferma anche per te, una stagione bella fino a questo punto. Che cosa ti aspetti per il futuro? Sì, una bella stagione sicuramente, oggi risulta un podio importante anche se speravo in qualcosa di più. Mi dispiace soprattutto per la squadra e per Chirico che ha fatto una giornata all'attacco e quasi riusciva a coronare il sogno di vincere questa corsa e purtroppo per lui non ce l'ha fatta. Chirico, come dicevi tu, per pochissimo ha mancato il traguardo del Matteotti. Ci sono 400 metri che portano su questo traguardo. C'è tempo per pensare a qualcosa su questo traguardo? Ma penso che tempo per pensare ce ne sia gran poco, più che altro bisogna spingere più che si può e sperare di andare più forte degli altri. Maurizio Semplici, primo cittadino di Barberino Valdelsa, un successo confermato del Trofeo Matteotti, nonostante, ne parlavamo prima con Armando Nesi, le difficoltà che in questo momento il paese sta attraversando, ma il ciclismo, il grande evento del ciclismo qui a Barberino non può mancare. Ma qui a Barberino naturalmente, particolarmente a Marcialla, ormai questa corsa la sentiamo nostra. Poi la Toscana è terra di ciclismo e quindi noi questo primato ce lo vogliamo tenere stretto. Naturalmente tutti gli anni probabilmente c'è sempre qualche difficoltà in più da un punto di vista anche economico, anche organizzativo, però noi le forze ce le spendiamo tutte. Da domani sia Armando Nesi e la sua squadra sia il Comune di Barberino incominceranno di nuovo a lavorare perché l'anno prossimo, che è il 60° del Matteotti, si possa fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto finora. E allora ci mettiamo in viaggio verso i 60 anni, queste nozze di diamante tanto attese che coincidono anche con un evento importante in Toscana, perché la Toscana sarà protagonista del campionato del mondo. Ebbene, inserirsi in quel quadro sarà per noi un metro di confronto importante, quindi l'anno prossimo un Trofeo Matteotti ancora più come si dice, speriamo di livello maggiore per poter essere in linea con quello che è l'impegno della Toscana di Firenze nell'ospitare i mondiali di ciclismo del prossimo anno. Armando Nesi, per il comitato organizzatore del Trofeo Matteotti a Marcialla, 59 edizioni nonostante tutte le difficoltà che si trovano in questo periodo nel nostro paese. Ancora una volta il Trofeo Matteotti si conferma una delle gare vincenti nella Toscana. Sì, guarda, parlavo con i suoi colleghi, è un arrivo mondiale secondo me. Bohem, Busato e ora mi viene quell'altro, insomma della Sevigiani, sono Barbin, sì, che è un ordine arrivo secondo me mondiale, un altro grandissimo Matteotti. Nonostante, dicevo poco fa, le grandi difficoltà, il Trofeo Matteotti passa ai 59 anni, con queste edizioni andiamo verso le nozze di diamante per il 60° dell'anno prossimo. Ci impegneremo anche per il 60°, poi non so dove andremo, però il 60° vogliamo farlo a tutti i costi. Sperando e poi a seguire troviamo un po' di gente che continua a darci una mano, perché la situazione come da tutte le parti è un po', c'è un po' di crisi insomma, ecco in giro. Armando, 60 anni di Trofeo Matteotti coincide anche con un campionato del mondo in Toscana, la Toscana protagonista a 360 gradi. Appunto quest'anno c'è il campionato del mondo e volevamo anche noi continuare, il 60° bisogna farlo insomma, ecco. E allora raggiungeremo sicuramente il traguardo del 60° anniversario del Trofeo Matteotti. Qui da Marcialla per il momento è tutto, vi aspetto più tardi per la clip finale dopo le interviste, grazie. Ehi, dico a te, non ti voltare, parlo proprio a te seduto in prima fila, concentrato ad ascoltare il mio racconto. Parole misurate, a volte forti, parole emozionate, che crescono di intensità man mano che i chilometri diventano sempre più un numero minore da pedalare. Parole divertenti, parole interessanti, parole che narrano la storia di castelli e battaglie, parole nel vento, trasportate qua e là, che seguono fedelmente ogni metro di strada che scivola veloce sotto le ruote in questo viaggio faticoso. Parole che raccontano la tua voglia di arrivare, magari lontano, parole che ti accompagnano nella difficoltà e nell'imprevisto, che in ogni gara che si rispetti sono sempre nemici in agguato, da tenere d'occhio.
parole di stima per aver portato vittoriosamente a termine l'impresa, quasi mai di conforto, perché i successi più belli sono figli, per una logica assurda, delle sconfitte più pesanti. Parole forse sbagliate, ma che mirano dritte alla tua anima di viaggiatore, alla tua voglia di combattere, alla tua voglia di sfidare ed essere sfidato. Parole bagnate, affaticate, parole scivolate a terra e risalite prontamente in sella. Parole di speranza, virtù che aiuta a conquistare obiettivi importanti. Parole sussurrate, il cuore detta, la testa scrive. Le mie, le nostre, sono solo parole. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, 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 parole.